Radio 3 Scienza. E alle 11:30 minuti 40 secondi, un buongiorno a tutti, ben ritrovati a Radio 3 Scienza da Elisabetta Tola e buongiorno anche da Roberta Fulci. E oggi invece partiamo con un'altra domanda ed è: avete mai pensato di farvi ibernare? Avete mai pensato all'ibernazione come una ipotesi? Naturalmente ne parliamo spesso quando siamo nel campo della fantascienza, ma invece l'ibernazione è una meta, un obiettivo solidamente scientifico, e oggi appunto ci dedicheremo a capire cosa è stato raggiunto finora, cosa si è riusciti a fare, che cosa vuol dire farsi ibernare. Ed era il 1973 quando un celebre ibernato immaginava come potessero andare le cose nel caso di un'ibernazione. Ascoltiamo. Dove è stato rinvenuto? Nel corso di una gita di studio nelle foreste circa una settimana fa. La capsula di metallo era intatta. Mm-hmm. C'è qualche data sulla capsula? Oh sì, è stato ibernato nel 1973. Era là sotto da 200 anni. Abbiamo un inizio di attività motoria. Questa è la fase critica. Sta riprendendo conoscenza, non procedendo con cautela si rischia un trauma insanabile. Si tratta di un soggetto non volontario che pensa di risvegliarsi nell'ospedale di San Vincenzo nel Greenwich Village nel 1973. Non riesco a crederci. Il chirurgo mi disse che mi rimetteva in piedi in 5 giorni. Ha sbagliato di 199 anni. Era Woody Allen nel Dormiglione, un viaggio nel futuro in cui Woody Allen si risveglia 200 anni dopo il previsto, essendosi andato semplicemente a fare un intervento banale di un'ulcera in un ospedale. 335 56 34 296 è il numero a cui voi potete scrivere domande e commenti sull'ibernazione, e come sempre Radio 3 Scienza con il 3 scritto a cifra sia su Twitter che su Facebook. E quindi non parliamo naturalmente oggi di un'ibernazione che dura anni o secoli, ma invece dei primi risultati interessanti, tra l'altro ancora a livello di tentativi su animali. Do subito il buongiorno a Matteo Cerri, ricercatore in fisiologia all'Università di Bologna. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Appunto, non stiamo parlando di Woody Allen e di decadi di ibernazione, ma di risultati molto solidi invece, interessanti naturalmente su un altro animale e per periodi più brevi. È così, Matteo Cerri? È assolutamente così, certo. La ricerca sull'ibernazione ha avuto negli ultimi 10 anni una grossa rifioritura. Prima si trattava soprattutto di cercare quali animali ibernassero e dove ibernassero, e invece adesso abbiamo iniziato a cercare di capire come lo fanno e provare a replicarlo, a traslarlo in animali, un giorno forse l'uomo, che al momento non possono farlo. E quindi partiamo da qui. Ibernazione cosa vuol dire esattamente? Perché appunto noi abbiamo detto un po' c'è nell'immaginario fantascientifico di tutti noi, ci sono appunto vari film e racconti, no, che ci hanno portato avanti nel tempo, ma a volte forse ci si confonde anche molto con i termini. Assolutamente. Allora, intanto bisogna assolutamente distinguere fra ibernazione e crioconservazione, cosa che un po' nell'immaginario collettivo c'è, cioè farsi congelare per poi risvegliare fra migliaia di anni. Tanti film lo fanno come espediente drammaturgico. La crioconservazione è una procedura che si fa su una persona morta fondamentalmente, e quindi un giorno andrà resuscitata. Questo è al momento impossibile ed è pura fantascienza. E invece l'ibernazione di per sé come fenomeno naturale è un processo tramite il quale alcuni animali, alcuni mammiferi sono in grado, potremmo dire, di ritornare rettili, cioè di spegnere il consumo energetico del loro corpo, quindi di andare veramente al minimo, e così facendo quelli che vivono in climi freddi si raffreddano progressivamente fino a temperature anche molto basse. Lo scoiattolo artico scende sotto zero, di alcuni gradi sotto lo zero. Così facendo perché fanno questa cosa bizzarra? Per sopravvivere a periodi di scarsità di risorse, per cui durante l'inverno artico o anche durante per esempio la stagione secca in alcune aree dell'Africa, in questo caso si parla di estivazione, un'ibernazione a temperature più elevate, questi animali sono in grado di entrare in questo stato di dormienza. Non è niente di nuovo, prima dei mammiferi è una cosa piuttosto comune, i batteri per esempio vanno in forma di spore, ma il seme stesso di una pianta può essere considerato una forma per certi aspetti ibernante. Per i mammiferi è una cosa molto rilevante perché noi
abbiamo conquistato dal punto di vista evolutivo la capacità di mantenere la nostra temperatura corporea costante e quindi non vogliamo raffreddarci, ci opponiamo al raffreddamento, per cui gli animali che sono in grado di fare questa cosa acquistano un vantaggio proprio nelle condizioni in cui le risorse scarseggiano. Quindi è una strategia, diciamo, di sopravvivenza, o tra le tante strategie di sopravvivenza messe in campo dalla natura. Però, Matteo Cerri, quello che invece lei ha visto in laboratorio è la possibilità di replicare questo meccanismo, possiamo dire così, su un mammifero? Diciamo così, di copiare alcuni aspetti, tecnicamente si dice del fenotipo, cioè di avere un animale che sembra effettivamente o assomiglia molto a un animale che normalmente andrebbe in ibernazione o nella sua componente elementare che si chiama torpore dal punto di vista tecnico. E quindi noi abbiamo cercato di replicarne la condizione. Non sappiamo se quello che abbiamo fatto noi usi lo stesso meccanismo che si ottiene in natura. Su questo stiamo lavorando, anche perché è una domanda interessante dal punto di vista scientifico. Dal punto di vista applicativo però in effetti interessa che funzioni nello stesso modo, è un po' come camminare in modo diverso, però non è detto che si usi lo stesso meccanismo naturale o volare in modo diverso, però effettivamente poi si vola, sia sbattendo le ali o usando un elicottero o un aereo, ecco, in questo senso. E nello specifico l'avete fatto su ratti? Allora, noi abbiamo fatto sul ratto. 10 anni fa, come vi dicevo, la ricerca ha avuto un nuovo periodo di boom nel settore e ha avuto anche un breve arresto perché molti modelli animali usati all'inizio erano un roditore molto comune in laboratorio che è il topo. Il topo però non è un buon modello per questo tipo di studi perché è un animale che è in grado di andare in torpore da solo e quindi molti dati sono stati interpretati in modo sbagliato. Noi per questo abbiamo scelto un ratto, è giusto per chiarezza, per chi ci sta ascoltando, è giusto strecciare la differenza. Un topo è un animaletto di 15-20 grammi, un ratto è un animale di 400 grammi, 300-400 grammi, quindi è un animale molto più grande e che non va mai assolutamente in ibernazione. Quindi è chiaro che per provare una tecnica che mandi un animale in ibernazione bisogna usarne uno che non iberni, ecco, in questo senso, proprio in visione poi dell'uomo. E ci siete riusciti, l'avete visto? E noi l'abbiamo visto e noi abbiamo usato un approccio innovativo rispetto a quello che veniva usato prima, proprio in virtù del fatto che gli animali che ibernano vanno attivamente, riducono la loro spesa energetica. Molti colleghi hanno cercato di agire a livello di tutte le cellule dell'organismo con farmaci che non fanno altro che bloccare il lavoro che le cellule fanno. Questi però possono risultare anche moderatamente tossici o anche molto tossici in alcune condizioni. Noi invece abbiamo pensato di dire al cervello di smettere di comandare, di ordinare agli organi che producono calore di farlo, quindi in qualche modo di spegnere quella parte del cervello che è un po' tipica dei mammiferi per questo aspetto e quindi di farci ritornare ancestralmente allo stato di rettile, potremmo dire, o di poichiloterme tecnicamente, quindi di non poter più regolare la nostra temperatura corporea. E in questo caso l'animale si lascia passivamente e lentamente trasportare verso una temperatura molto più bassa, molto più fredda. Ci chiede Anna al 335 5634 296, questi animali da ibernati dormono? No, il sonno è molto molto diverso dall'ibernazione. L'ibernazione è diversa dal coma, dall'anestesia, dal sonno e dal sonno REM e dal sonno non REM. E l'attività che il cervello ha, che almeno noi abbiamo visto in queste condizioni, assomiglia di più a quella che io in un articolo ho chiamato una veglia lenta, un rallentamento di uno stato comunque che assomiglia in qualche modo a quello della vigilanza, come un film che piano piano rallentasse sempre di più. E non sappiamo, ci stiamo chiedendo come domanda se questa condizione è sufficiente per il cervello per supportare uno stato complesso come la coscienza, che tipo di coscienza ci sia in queste condizioni, e se sia completamente annullata come nel sonno non REM o se invece per qualche motivo ne permanga un nucleo seppur sfumato rispetto alla coscienza normale che abbiamo da svegli. Comunque è sicuramente molto diverso dal sonno. Posso aggiungere un dettaglio interessante che è che sia i nostri animali che gli animali che ibernano in natura, quando si svegliano dall'ibernazione, paradossalmente la prima cosa che fanno è proprio dormire. Infatti, Ecco, dire, allora, intanto volevo chiarire questo, Matteo Cerri, si risvegliano e stanno bene. Stanno benissimo, nessuno potrebbe dire questo animale ieri è stato mandato in torpore o questo no. Noi non abbiamo per adesso visto nessun segno macroscopico, vegetativo, molecolare di danno o sofferenza dei tessuti, quindi gli animali non hanno problemi comportamentali,
guadagnano rapidamente il loro ritmo circadiano, dormono, mangiano, insomma, onestamente sono indistinguibili da uno che non da un animale di controllo, mettiamola così. Però si svegliano e vanno a dormire? Sì, anche loro. La prima cosa, si svegliano, infatti è un termine intuitivo, ma è sbagliato. Ma anche io non saprei come sostituirlo, onestamente. Quindi si svegliano e la prima cosa che fanno è dormire. Qualcuno aveva ipotizzato che sia proprio la carenza di sonno che c'è durante l'ibernazione. L'animale ibernato, il cervello ibernato non dorme, è molto diverso da quello che dorme, sia proprio bisogno di dormire che comandi il risveglio, per cui qualunque sia lo scopo del sonno, che ancora non conosciamo, evidentemente non riesce a essere eseguito durante l'ibernazione, quindi l'animale a un certo punto decide di svegliarsi per fare questo sonno. Dopodiché in natura ritorna in ibernazione. Però non sappiamo il motivo di questo interessante fenomeno, peraltro. Ecco, per ora sul ratto abbiamo detto, Sì. però avete già in programma di provare anche su altri animali, stiamo altri mammiferi. esatto, in questo momento iniziando un progetto che prevede la possibilità di traslare questo approccio, perlomeno come proof of concept, su un animale molto più grande e molto più simile all'uomo, che è il maiale. E il maiale, proprio perché come dimensioni può essere di stazza pseudo-umana, è un animale con un metabolismo simile, nel senso che ha una dieta onnivora, quindi gli erbivori hanno un metabolismo un po' più particolare per certi aspetti, e in più è glabro come noi, quindi questo ci consente di calcolare alcune variabili di raffreddamento, per esempio di conduzione termica, in una maniera più precisa rispetto a un animale dotato di pelliccia, per esempio. Per cui adesso iniziamo questo tipo di avventure. Sì. Un'ultima domanda, Matteo Cerri, Certo. ed è questa: guardando avanti, una delle Sì. applicazioni di queste ricerche, lo dicevamo anche in apertura, è l'idea appunto di poter utilizzare queste tecniche per esempio per lunghi viaggi nello spazio. Noi da qualche Certo. anno stiamo cercando di capire se riusciremo prima o poi a mandare un uomo su Marte, per esempio, ma insomma in generale il viaggio nello spazio richiede naturalmente tempo e Certo. questa tecnica potrebbe avere questo tipo di applicazione. So che Allora, lei sta sì. lavorando anche in questa dizione. Sì, io faccio parte di un gruppo di lavoro di ricerca dell'Agenzia Spaziale Europea proprio mirato a questo, e che guarda la missione su Marte come prima possibilità, ma in teoria anche proprio per un'esplorazione del sistema solare molto più profonda. E l'ibernazione avrebbe diversi vantaggi in termini di avventure spaziali. Da un lato ovviamente ridurrebbe drasticamente la quantità di cibo da portare con sé, e questo comporta una riduzione di costi importante. Dall'altra eviterebbe la possibilità di quel tipo di episodi di tipo psicotico che possono verificarsi quando soggetti richiesto una permanenza per lungo tempo in ambienti molto ristretti senza privacy. Lei immagini di volare su Marte ma anche su Europa per 5 anni nello stesso spazio con le stesse persone, non è una condizione psicologica favorevole. E in più l'ibernazione conferisce anche, in esperimenti degli anni 60 fatti dalla NASA, un'importante radioprotezione, cioè gli animali ibernanti sono molto più resistenti alle radiazioni di noi. E questa cosa poi non è più stata studiata perché non c'era modo di indurre un'ibernazione artificiale, ma ovviamente le radiazioni cosmiche sono un grosso problema per gli uomini o per un'esplorazione biologica dello spazio, e quindi avere una protezione biologica sarebbe un grosso aiuto in questo senso. Poi ci sono anche altre piccole conseguenze, piccole fra virgolette, per esempio gli animali che ibernano non incorrono in debolezza muscolare o in demineralizzazione ossea nonostante lunghi periodi di inattività, mentre per gli astronauti questo è un grosso problema, e adesso ovviamente l'unica medicina che viene usata sulla stazione spaziale è la ginnastica per evitare questa debolezza, che non viene tra l'altro vissuta granché bene dagli astronauti a quanto avevo detto. E insomma seguiremo queste ricerche nel tempo e vedremo se prima o poi potremo o no andare su Marte in condizioni di ibernazione. Ringraziamo Matteo Cerri, ricercatore in fisiologia all'Università di Bologna.